si sente. Silenzio in aula. Prego, consigliere Jacopo. Sì, grazie Presidente. Ma io colgo con grande soddisfazione questo disegno di legge 112, l'ho detto in commissione, e la colgo con grande soddisfazione e tornando sulle parole del collega Onsel, non capisco come mai un disegno di legge così importante che segna una tappa storica nel processo dell'autonomia regionale, soprattutto quella rivolta al sistema regione, e alla fine abbia avuto un percorso così breve in commissione, tale da essere presentato a ridosso del Consiglio, senza un approfondimento, uno studio, una analisi, ma anche direi una pubblicità. Il collega Fernandes un attimo fa ha fatto un intervento assolutamente coerente con l'importanza strategica di questo provvedimento. Mentre invece dall'altro lato ci troviamo ad affrontare questo tema con un dibattito che è stato costretto nei tempi, costretto nell'opportunità di approfondimento, ma anche nella opportunità di partecipazione del Consiglio regionale tutto ad una nuova regola che gestirà il sistema regionale, il sistema integrato regionale. Di fatto questa non è una delle norme, come ho sentito dire prima da altri colleghi, una delle norme che si affianca alle altre norme in materia di ordinamento degli enti locali. Tanto per capirci, alle UTE, alle convenzioni, alle non convenzioni, alle comunità, ma è di fatto l'attuazione di un principio che è stato giustamente anche rivendicato come uno dei risultati importanti dell'amministrazione guidata dal Presidente Cipriga. Non a caso l'assessore Roberti in commissione ebbe modo a dire qualche giorno fa che era un tentativo messo in atto ormai già da 20 anni, dice lui, poi l'ho riportato a 15 quando cioè con la legge 1 avviamo un processo organico di ristrutturazione, di riforma del sistema degli enti locali, ma non portammo a termine tutto il percorso che al tempo voleva dire approvare anche il testo unico sugli enti locali regionali, perché la legislatura venne poi a chiudersi e successivo assessore alle autonomie locali procedette invece nella logica dell'intervento sul sistema ordinamentale. L'avvento poi del nuovo articolo 81 della Costituzione, il fatto del vincolo di bilancio, il fatto del rispetto del patto di stabilità e tutto il resto, ha poi privato ovviamente questa parte di autonomia o ha consentito di esercitare quella parte di autonomia della regione nei confronti degli enti locali per quanto riguardava proprio la gestione del sistema finanziario degli enti locali. Pensiamo appunto, ricordava il collega Onsel, il limite alle assunzioni, il limite all'indebitamento, il limite al rientro dei parametri e quant'altro. Oggi noi sportiamo completamente rispetto a questo tema. Acquisiamo una competenza fondamentale che è quella del sistema integrato regione-enti locali. Cioè da questo momento in poi non c'è più il singolo ente locale che risponda agli obiettivi di finanza locale, al patto di stabilità nazionale, agli obblighi nazionali in termini di pareggio di bilancio, ma il sistema risponde complessivamente nella sua dimensione regionale e questo è un principio di autonomia opportunamente valorizzato. Allora, che tutto avvenga in modo così quasi sottobanco mi sembra una cosa abbastanza singolare. Ma mi sembra ancora più singolare, qui invece è un problema, quello che di tutta questa nuova regola di gestione del sistema ne si è estromesso sostanzialmente il Consiglio regionale. Cioè, il sistema integrato di per sé dovrebbe essere governato dal Consiglio regionale, perché chi approva la legge di stabilità regionale è il Consiglio regionale e la legge di stabilità disciplina sia le regole per la regione, intesa come regione di nazione regionale, sia dovrebbe disciplinare le regole per il sistema integrato.
Dico questo e richiamo quindi l'assessore, una serie di richieste che abbiamo come gruppo, e lo stesso collega Russo nel momento in cui è intervenuto l'ha evidenziato, nel momento in cui abbiamo chiesto e stiamo chiedendo di coinvolgere il Consiglio regionale nel momento in quale si definiscono quali sono gli obiettivi prioritari di finanza pubblica per il sistema degli enti locali, le soglie, i clienti, i limitamenti, quindi la regolazione del sistema e ovviamente quello che è poi il contributo che il sistema enti locali deve dare al sistema integrato per il raggiungimento dell'obiettivo complessivo di finanza locale a cui comunque la regione è tenuta come in questo caso comunità intera. E quindi in questo senso mi sembra che è ovvio il rapporto tra nel principio della concertazione, il rapporto tra giunta regionale, comuni, sistema dei comuni, CAL, ma non vedo e non comprendo come nella fissazione degli obiettivi con cui poi l'amministrazione va verso i comuni non deve essere in qualche modo coinvolto il Consiglio magari attraverso la propria commissione. Comprendo anche quello che a parziale giustificazione di questo fatto l'assessore Roberti ha evidenziato in commissione, e cioè siccome questa norma, questa opportunità, questa norma di attuazione l'abbiamo ottenuta in un momento di congiuntura strana e favorevole tra probabilmente il governo, la regione, e quindi in qualche modo è forse scappata dalle grinfie o dalla supervisione del MEF, no? Ed è stata una specie di concessione arrivata per caso. Oggi cerchiamo di legiferare il meno possibile per non ritornare e facciamo quindi soprattutto atti amministrativi per non ricadere in quello che può essere il controllo del governo, rendersi il controllo del MEF. Ora, questo certamente può essere un obiettivo strategico, no, da perseguire, ma questo non deve significare il fatto che lo strumento del Consiglio regionale da tutto quello che è la gestione del sistema integrato, che compete per statuto al Consiglio regionale. Quindi in questo modo io cerco di sollecitare l'assessore a rivedere e a ripensare quelli che sono appunto una serie di proposte che noi abbiamo fatto con i nostri impegni o che abbiamo portato anche con le nostre proposte anche all'ordine del giorno, perché effettivamente noi dobbiamo entrare in una dimensione che è quella di una responsabilità che compete al Consiglio nella tenuta complessiva e nelle garanzie complessive del sistema integrato. Grazie, consigliere Jacob.